Eccola la rinnovata Galleria del Teatro Verdi di Padova. La nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nazionale, si apre con un incremento dei posti al sedere del 44%, passando dai 118 agli attuali 170. I posti in più sono tanti, ma vi dico soltanto quelli per le persone che hanno più difficoltà di accesso. Sono sia in galleria che in platea. Oggi tutti quelli che abbiano diciamo, normalità di passo o meno sono accolti in questo teatro come devono essere. Il costo dell'intervento è stato di 348.000 euro, coperti dalla Fondazione Cariparo, il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Padova. La cultura costa, ma si è cercato di sfruttare tutte le economie di scala, tutte le novità, perché sia meno costosa possibile e più accessibile a tutti possibile. Dopo gli anni drammatici del Covid, gli spettatori stanno tornando a teatro. Lo dimostrano i dati degli abbonamenti, che sono in crescita, tanto da riuscire a istituire un ulteriore turno di spettacoli. L'obiettivo è diventare ancora più attrattivi. Sono piccoli segnali che fanno capire come vi sia una grande attenzione ad una politica dell'inclusione. Qui ci vengono i ragazzi, come dire, ed era giusto che anche i ragazzi, i giovani universitari, ma non solo, avessero la possibilità di godersi lo spettacolo con una prospettiva e uno scenario adeguato alla mise en scène. E dalla prossima stagione, in quest'ottica, sarà attivo un servizio di nurturing durante gli spettacoli per venire incontro alle esigenze dei genitori. Ci ha messi nei panni di quelli che hanno dei bambini piccolini, diciamo 4, 5 fino a 10, 11. Fanno fatica a uscire perché una babysitter costa tanti soldi. Oggi possono venire, scusate, fra un po' potranno venire a teatro perché il progetto della prossima stagione sarà attivo.